Eraclea era teatro di un allarmante tessuto criminale che toccava economia e amministrazione. C'erano elementi indicativi che avrebbero dovuto essere estesi anche ad un'indagine sul versante dei Casalesi, ed esistevano torsioni dell'ex sindaco Graziano Teso in favore di Luciano Donadio e Graziano Poles. Sono le parole pronunciate dall'ex capo della Polizia Mobile di Venezia, Alessandro Giuliano, ora questore di Napoli e figlio di Boris Giuliano, il poliziotto capo della squadra mobile di Palermo, assassinato dall'esponente di Cosa Nostra, Leoluca Bagarella, nel 1979. Parole, quelle del questore Giuliano, che descrivono una situazione di 13 anni prima del Blitz che all'alba del 19 febbraio 2019 smantellava quella che per la Procura Antimafia di Venezia è la più grossa organizzazione mafiosa di stampo camorristico gestita da Luciano Donadio. La nostra indagine, ha detto Giuliano, chiamato come testimone della difesa di Luciano Donadio, ha permesso di raccogliere elementi sull'esistenza eraclea di un'organizzazione criminale con a capo Donadio e Raffaele Buonanno. L'organizzazione aveva un forte radicamento nella politica. L'ex sindaco Teso, secondo quanto raccolto da noi, aveva fatto torsioni dell'attività amministrativa verso Donadio e Poles. Ma nel 2006-2007 erano state osservate anche minacce e ritorsioni nei confronti di imprenditori edili, forti collegamenti con rappresentanti delle organizzazioni mafiose, uno dei quali veniva anche sostenuto economicamente, ha chiarito il questore di Napoli. Le indagini erano però state frenate dal fatto che Donadio e Buonanno erano in carcere e poi ai domiciliari. Questo ci impedì di usare bene le intercettazioni ambientali. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 3 marzo 2023, la prima notizia del giorno riguarda Eraclea nell'orbita mafiosa. Questo è il titolo sul Gazzettino di oggi, in un articolo di Nicola Muraro, le dichiarazioni del questore Giuliano che parla di segnali chiari già nel 2006, segnali dell'infiltrazione mafiosa in atto a Eraclea nel veneziano. L'ex capo della Mobile di Venezia parla di elementi che andavano approfonditi, ma purtroppo ci si fermò. Allarmante tessuto criminale, torsioni dell'ex sindaco Teso verso Donadio e Poles. Noi abbiamo accertato che il boss fosse affiliato ad associazioni camorristiche, dice sempre l'ex capo della Mobile di Venezia. La difesa chiama in udienza gli ex prefetti e la Morgese. E sempre sulle pagine del Gazzettino la notizia collegata ancora all'inchiesta sui Casalesi di Eraclea, la notizia di un qui pro quo, semaforo rosso per i giornalisti al processo, anzi no. Insomma, i giornalisti sono stati bloccati all'ingresso dell'aula nella quale va in scena ormai da quasi 3 anni il processo Luciano Donadio e gli altri protagonisti della presunta estensione del clan camorristico dei Casalesi a Eraclea, bloccati per un provvedimento della questura dovuto però a un'incomprensione. In un secondo momento sono stati ammessi nell'aula i giornalisti dal giudice. Questo per quanto riguarda appunto il processo ai Casalesi di Eraclea. Voltiamo pagina, parliamo della autonomia. Ieri il voto nella conferenza Stato-Regioni. Per Calderoli un altro sì, ma le regioni si spaccano. Questo il titolo sul Corriere del Veneto di oggi. Al prossimo Consiglio dei Ministri l'ok dell'esecutivo, poi la legge quadro passerà alle Camere. Il ministro parla di nuovi emendamenti possibili con l'esame in Parlamento. Ieri appunto il parere favorevole della conferenza unificata con gli enti locali, contrari i presidenti di regione del Partito Democratico, contrari anche i sindaci del centrosinistra, incluso quello di Roma, scrive il Corriere del Veneto, che pubblica anche una sorta di mappa che somiglia un po' a un gioco dell'oca con un grande serpentone e infatti il titoletto è un iter tortuoso che parte dal punto A dove siamo oggi, descrive poi tutta una serie di tappe per arrivare al Veneto verde con una bandierina di traguardo puntata sopra e la scritta autonomia al Veneto. Insomma, siamo ancora a questa rappresentazione qui anche sulle pagine del Corriere del Veneto.
la dichiarazione del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia De Carlo: per 4 regioni prevalgono gli interessi di partito rispetto a quelli dei cittadini. La voce del Partito Democratico con Andrea Martella, segretario regionale del PD del Veneto: pessimo inizio in vista del voto, le regioni erano sempre state compatte. Per la Lega invece il disco verde è un passaggio importante, plaude appunto Fratelli d'Italia, l'opposizione avverte: a queste condizioni l'iter sarà complesso. C'è naturalmente la dichiarazione di Zaia, prende sempre più forma il percorso verso la modernità. Il Partito Democratico invece parla di forzatura politica, questo sul Corriere del Veneto di oggi. Sul Gazzettino invece la notizia presentata in una mezza pagina con un articolo di Angela Pederiva: il nodo delle riforme, regioni 4 voti contro ma l'autonomia passa lo stesso, ok dai presidenti tranne i democratici, i Dem di Puglia, Emilia Romagna, Toscana e Campania. Zaia dice: li rispetto, però è la modernità, ora il testo dell'autonomia andrà in Consiglio dei Ministri, poi in Parlamento. Parla Stefano Bonaccini: avevamo chiesto il ritiro per un accordo. De Caro, sempre del Partito Democratico: i comuni vogliono certezze sull'app e risorse. Presidente nazionale dell'ANCI Antonio De Caro questo dichiara, perché naturalmente nel percorso dell'autonomia c'è la preoccupazione da parte dei sindaci. Proseguiamo con la rassegna stampa, ancora sul Gazzettino: per tagliare le liste d'attesa il Veneto cambia sistema, le prenotazioni saranno centralizzate. Allora un unico grande centro di prenotazione, un CUP regionale, così che ci si potrà curare dove meglio si preferisce, indistintamente in tutto il Veneto. È l'obiettivo di medio-lungo termine a cui lavora la regione, di cui ha parlato ieri a Mestre l'assessore alla salute Manuela Lanzarin. Il CUP regionale vorremmo realizzarlo entro un paio d'anni, ha annunciato Lanzarin, spiegando che in generale è un lavoro che guarda in particolare alla popolazione anziana, che deve avere una corsia preferenziale per ricevere l'assistenza di cui necessita il più vicino a casa possibile. L'assessora alla sanità ha commentato anche lo stato di agitazione proclamato dalla FIMG, la sigla dei medici di medicina generale, dei medici di base, quindi lo sciopero non è una novità, l'hanno già fatto, c'è tensione ma non c'è alcuna volontà di privatizzare, piuttosto quella di rafforzare la medicina territoriale, continuando a dare punti di riferimento precisi ai cittadini. La replica dell'assessora questa, quindi, che ha aggiunto: la libera professione è possibile ma il nostro resta un sistema pubblico, questi privati lavorano senza accreditamento, convenzioni e contributi pubblici, è il libero mercato. A cosa si sta riferendo in questa dichiarazione Manuela Lanzarin? I casi sempre più diffusi nella nostra regione, in particolare nel Vicentino, nel Trevigiano, di centri privati che spuntano come funghi, centri medici privati in cui vengono offerti gli stessi servizi del medico di base, con una piccola differenza, e cioè che questi servizi vengono offerti a pagamento e comunque esiste un mercato per queste strutture che probabilmente sfruttano la presenza delle cosiddette zone carenti, quelle aree del territorio regionale che sono sprovviste di medici di base e quindi dove i cittadini non hanno appunto un primo riferimento sanitario. Queste strutture appunto private stanno crescendo in numero e in quantità, e la FIMG, l'associazione, la sigla sindacale dei medici di medicina generale, l'altro giorno ha lanciato l'allarme su questo fenomeno, una chiara privatizzazione anche della medicina di base, e ha proclamato lo sciopero in polemica, in contrasto con la regione. Insomma, una situazione davvero preoccupante per i cittadini che hanno a cuore la propria salute, naturalmente. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie flash: ridurre le perdite nell'irrigazione, stanziati 71 milioni di euro per il Veneto. Si parla quindi di siccità, della crisi idrica. La notizia è in un articolo di Enrico Ferro sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi di oggi. Sono stati finanziati 6 progetti per il consorzio veronese, il consorzio Brenta, Bacchiglione, Veneto Orientale e Delta del Po.
Complessivamente si tratta di un investimento di 880 milioni di euro per aumentare l'efficienza dei sistemi irrigui, con 97 progetti già finanziati in tutta Italia. In questo piano, annunciato mercoledì sera dal ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, c'è anche il Veneto, con 6 progetti sui 97 appunto complessivi a livello statale. Sono destinati 71 milioni di euro per la nostra regione. L'obiettivo ora è utilizzare le ex cave per i piani di accumulo dell'acqua piovana. Insomma, il rischio è che se continua a non piovere quest'estate, verso addirittura metà maggio, dicono alcune previsioni delle associazioni degli agricoltori, non ci sarà più acqua per appunto irrigare i campi, una siccità come non si era mai vista. L'ultima notizia di oggi, ancora sulle pagine del gruppo Gedi, le previsioni per il traffico aeroportuale di quest'estate. Allora, il titolo: aeroporti a nord-est, traffico estivo a più 11%. Save, il gestore del Marco Polo e dell'aeroporto di Treviso, punta a chiudere l'anno tornando ai livelli pre-Covid e pare essere già compensata l'assenza del mercato russo. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Il nostro podcast torna la settimana prossima, lunedì mattina come sempre. Nel frattempo, a tutte e tutti voi un buon fine settimana.